sta causando una serie infinita di problemi ai residenti e all'ambiente, lo aveva detto nei giorni scorsi Mario Amico in relazione alla chiusura della strada che dalla rotonda di Cannatello porta a Zingarello. I cittadini che abitano nella zona sono esausti. Noi oggi siamo andati a vedere come procede. Oggi stiamo manifestando, tutta la comunità di Zingarello, Misita, Cipolluzze, perché praticamente siamo veramente stupefatti, indignati per come stanno conducendo e gestendo i lavori su questo ponte. Praticamente ci hanno lasciati completamente soli, abbandonati e soprattutto isolati. Non solo, ma non sappiamo quando finiranno questi lavori, non lo sappiamo. Non solo, ma adesso c'è un altro problema, quello che con l'avanzare del bel tempo i ragazzi che abitano qui nella zona, che saranno costretti a pigliare dal bivio per la statale 115 dove c'è appunto Casale Bosco, che è una statale pericolosissima, per cui siamo fortemente indignati per come stanno conducendo questi lavori, questa direzione tecnica della provincia di Agrigento. Questi lavori, come si fanno in tutto il mondo, si possono fare a strada aperta, cioè con un senso unico alternato. Qui non si è fatta questa scelta e questa è una cosa semplicemente assurda. E poi la cosa principale, non ci è stata data un termine di fine lavori. Noi chiediamo l'apertura a doppio senso di marcia subito, immediatamente, e la fine dei lavori con una data certa. Questo fino ad oggi non ci è stato dato. C'è stato un po' di lassismo nei lavori, abbiamo visto qualche giorno fa delle foto che ci avete inviato dove non c'era nessuno. Oggi, guarda caso, si è saputo di questa manifestazione e stiamo vedendo il cantiere pieno. Sì, questo capita molto spesso, avranno saputo che c'era questa manifestazione di protesta e sono venuti. Il problema è che ancora neanche la provincia sa quello che deve fare, fanno degli avanzamenti di lavori senza nessun termine di arrivo. Noi abbiamo bisogno di certezze, perché questa strada alternativa è pericolosa, allunga notevolmente la strada e è il momento di dire basta. Allora, questa è stata una delle prime domande che ho fatto all'ingegnere Rizzo il giorno in cui mi sono ritrovata ad uscire da casa la mattina alle 9 e rientrare a casa a mezzogiorno e trovare una persona là che non mi sapeva spiegare per quale motivo la strada era interrotta. Ho dovuto fare il giro, arrivare quasi a Palma, prendere dalla strada dove qua dietro e arrivare a casa. Ma a parte questo, che questo è un disagio, che se mi vengono a dire che mi finiscono finalmente di sistemare il ponte, perché ci lavorano al ponte dal 2023, già passato più di un anno, lo potrei anche accettare se mi dicessero guarda mancano una settimana, 2 settimane, ma è da 10 giorni che quel ponte è chiuso e sono 10 giorni che noi assistiamo a un botta e risposta tra noi che chiediamo alla provincia che dice una cosa e il comune che ne dice un'altra, noi che chiediamo al sindaco di intervenire in nostra tutela perché siamo veramente isolati e noi dobbiamo fare almeno 60 km al giorno, 4 volte al giorno sali e scendi, con i rischi che ci sono. Ma a parte questo, dico, sapere con precisione che cosa succede. Un giorno ci dicono che, perché noi chiediamo semplicemente che vengano fatti i lavori, ma che si facciano come in tutto il mondo con i semafori, si lavora prima da una parte e poi dall'altra parte. L'ingegnere Rizzo sostiene che non è possibile perché loro così spendono più soldi e risparmiano, però risparmiano sulla nostra pelle, perché noi cittadini stiamo pagando, ne paghiamo di più economicamente e il comune pagherà le conseguenze, perché non dimentichiamo che la raccolta della spazzatura non viene effettuata come veniva effettuata prima regolarmente, noi ci teniamo la spazzatura in casa. Abbiamo dei problemi effettivamente logistici, perché è impossibile vivere così isolati e non sapere per quanto tempo. E una cosa che è importante da dire è che loro
quando hanno chiuso questa strada non hanno avvisato minimamente la popolazione che avrebbero avuto, e il sindaco continua a dire sì, mi sono informata con la provincia mi hanno detto che la prossima settimana aprono. Passano 2 giorni, l'ingegnere Di Carlo dice una cosa, l'ingegnere Rizzo va alla provincia e si cambiano completamente le cose. Allora noi qua siamo per chiedere a tutti, alla provincia, al comune, a tutti, che non siamo intanto cittadini di serie B, siamo cittadini di serie A e abbiamo diritto a tutto ciò, soprattutto all'incolumità nostra, abbiamo diritto di poter entrare e uscire da casa nostra quando vogliamo e sapere come e quando, di non essere più presi in giro. Io mi sento presa in giro dalla provincia, dal comune, dalla direzione dei lavori e da tutti. Ho detto anche al sindaco, se la provincia non è in grado di dare delle risposte, manda i tecnici comunali a verificare la possibilità di effettuare i lavori con un doppio senso. Ancora aspetto la risposta dal sindaco. Trasferire in città perché avendo un ragazzino di 16 anni che viaggia con la moto, purtroppo per andare a scuola non posso farlo rischiare di prendere una strada, voglio dire, altamente trafficata come la 115, quindi mi sono dovuto ritrasferire adattandomi, perché purtroppo non ho le stesse esigenze che avevo qua in una casa ben stabilita e quindi mi sono dovuto trasferire. Ma la cosa notevole è che quando si progetta qualcosa si sa l'inizio, si sa la fine, ma soprattutto si sa, voglio dire, come viene strutturata una stratificazione di un ponte. Quindi andare a finire un ponte, perché era finito il ponte, andarlo a riaprire per fare i lavori, non solo non si massimizzano un po' quelli che sono i costi, ma creano un disagio notevole a chi comunque abita in queste case. Come dicevo un po' poco fa la dottoressa, cioè non siamo né cittadini di serie C e neanche ci riteniamo, voglio dire, delle persone che pagando quello che c'è da pagare come tutti i normali cittadini ci devono arrecare questi danni senza darci delle spiegazioni. Né provincia né comune si passano la palla dall'altro, da un ponte all'altro, per poi, voglio dire, noi, come si suol dire, dal ponte non possiamo passare.